Io ho letto i post, non ho avuto altre notizie per cui, conosco la Lega. So che molto probabilmente ci sarà un momento un po' di ragionamento, però io lascio le decisioni agli altri in quanto non mi compete questa decisione. Il post a cui fa riferimento l'ex leghista Leonardo Muraro, per 10 anni presidente della provincia di Treviso, è quello del segretario regionale del Carroccio Alberto Stefani. Mi fa piacere che Muraro abbia speso parole di stima per la Lega, ha scritto Stefani all'indomani delle dichiarazioni con cui lo stesso ex presidente aveva ammesso di aver fatto un errore a seguire quasi 10 anni fa ormai Flavio Tosi nella sua avventura politica, andandosene e sbattendo la porta. Purtroppo nella vita si sbaglia e io ho il coraggio di dire che in quel momento l'ho sbagliato. Un errore di pancia lo chiama Muraro, seguire Tosi, ma vere e proprie manovre di riavvicinamento alla Lega al momento non ce ne sono state. Lega aperta all'impegno di tutti, soprattutto se disgiunto dall'interesse a candidature, ha specificato il segretario. D'altro canto, altri partiti in questi anni, racconta lo stesso Muraro, gli hanno chiesto la sua disponibilità, ma io, dice, sono vecchio stampo. Ho ancora degli ideali, ho già fatto un errore nel 2015, non me la sento di ripetere errori, anche perché lavorare in politica significa dare un impegno. Se sono rose fioriranno, altrimenti io continuo a fare la mia vita e i miei ideali di federalismo, di autonomia e di buon governo rimangono insiti in me. Proprio dalla Marca, da San Fior, partirà venerdì sera il tour sull'autonomia promosso dal Carroccio. La riforma parlamentare sul tema per Muraro è un primo passo, ma non quello definitivo. Potrebbe essere già il primo passo verso, mi auguro, delle autonomie più consistenti, che sono quelle autonomie che derivano anche dalla capacità fiscale all'interno dei propri territori.